Allerta meteo in tutta la regione fino alla mezzanotte di lunedì 1 luglio, quando i fenomeni meteorologici dovrebbero aver cessato la loro fase più acuta. Il maltempo ha sferzato le province di Pordenone e Udine. Forte vento, temporali e grandine che si sono alternati, ironia della sorte, con fugaci schiarite. Supercelle che formano il downburst, termine tecnico per descrivere quel fenomeno di esplosione discendente dove acqua, vento e grandine si miscelano tra loro creando situazioni particolari, stile piccole brevi tempeste. Poco dopo mezzogiorno, presa di mira l'area a cavallo di Aviano, Polcenigo e Fontana Fredda, la parte nord-occidentale dell'Interland pordenonese, dove il maltempo ha scatenato la sua potenza tra nubifragi, grandine e conchicchi di una certa dimensione. A Sacile il Fortunale ha abbattuto gli alberi che costeggiano la passerella ciclo-pedonale di Praccastelvecchio, obbligando il comune alla chiusura. Anche la provincia di Udine non è stata risparmiata, specie la zona del medio-basso Friuli, a Rivignano, dove le strade in pochi minuti si sono trasformate in veri e propri corsi d'acqua, interrotte fino al completo drenaggio, alberi e rami divelti dal vento a Pocenia. Nella giornata di martedì 2 luglio, al mattino cielo poco nuvoloso verso la costa, variabile altrove. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci sparsi e isolati temporali, più probabili tra le prealpi e la pianura.